Venerdì 25 ottobre, Santi Crisanto ed Aria, martiri. È il 299esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 67 al termine. Il sole sorge alle 7:41, tramonta alle 18:08. La luna si leva alle 0:14, tramonta alle 15:39. Muore a Mezzaterra, nel Bellunese, lo scultore e intagliatore in legno Andrea Brustolon. Educato a Venezia nella bottega del genovese Filippo Parodi, passò più tardi a Roma, dove si perfezionò studiando le opere del Bernini e del Borromini. Dotato di rara abilità tecnica, non disgiunta da un fantasioso senso artistico, eseguì sculture e mobili istoriati in ebano e in bosso per dimore patrizie e conventi. Fra le sue opere migliori sono la pala d'altare di San Francesco Saverio nella chiesa di San Pietro a Belluno e il lugubre altare delle anime nella chiesa di San Floriano di Zoldo. Le previsioni per domani: cielo in prevalenza molto nuvoloso con foschie e nebbie in pianura nelle ore più fredde, specie dopo il tramonto. Saranno probabili precipitazioni già dalla notte, da sparse a diffuse in mattinata, con rovesci ed occasionali temporali, che interesseranno maggiormente la pianura, mentre risulteranno più discontinui sulle zone montane. Nel pomeriggio tenderanno a diradarsi fino ad esaurirsi entro fine giornata. Temperature senza notevoli variazioni.